Ben ritrovati ad una nuova puntata del Notes di Antenna 3. Andiamo dunque subito a dare uno sguardo insieme agli appuntamenti in calendario per i prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi l'Ape in città. La manifestazione si svolgerà domenica 3 novembre nella bellissima cornice di Prato della Valle a Padova e sarà dedicata al miele, prodotto naturale delle api. Il programma dell'evento prevede una mostra fotografica sulla straordinaria vita delle api, ma poi ancora laboratori per bambini e degustazioni guidate gratuite. Non ultimo il ricco mercatino Bontà e Benessere. Una nuova esperienza nella scenografica atmosfera del castello di Zumelle a Mel, in provincia di Belluno. Il 2 e il 3 novembre tra le mura dell'antico maniero potrete partecipare ad una Escape Castle. Il castello trasformerà i giocatori in prigionieri, pronti a tutto pur di raggiungere la salvezza. Ben 90 minuti di tempo prima che le sue porte si richiudano per sempre. Per saperne di più su questo gioco www.castellodizumelle.it. Nel 1993 nacque l'Unione Europea. Con l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht inizia un percorso politico cruciale per il vecchio continente ed è un passaggio storico. Attualmente l'Unione Europea comprende 28 Stati membri. Si vedrà se resteranno 28 con il lungo percorso politico istituzionale iniziato dal Regno Unito con la cosiddetta Brexit. Il vino aggiunge un sorriso all'amicizia ed una scintilla all'amore. Edmondo De Amicis. La curiosità del territorio di oggi ci porta a Teglio Veneto, in provincia di Venezia. L'origine del nome di questo comune deriva dal tiglio, albero un tempo molto diffuso in questo territorio. Le sue origini antiche ci sono dei pareri discordanti appunto da parte degli studiosi. Taluni lo ritenevano dimora dei lavoratori del legno, per altri invece il territorio era collocato in una centuriazione, vale a dire una suddivisione in appezzamenti di terreno da cedere successivamente ai soldati romani al termine della loro carriera. Dal Notes di Antenna 3 è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.